Anticamente era casale di terrate e i possedimenti furono assegnati a dignitari aristocratici romani. Rocca di Neto si trova nella vallata dell'omonimo fiume, un corso d'acqua carico di storie e leggende. Bizantini e normanni hanno segnato la vita di questo paese e il lungo medioevo di questo borgo ha portato con sé il monastero di Santa Maria delle Terrate, poi diventato cistercense. Restano le rovine di un antico castello e di una serie di chiese, da non perdere assolutamente una visita alla chiesa della Madonna delle Sette Porte. Miss Italia, immagina la bellezza fatta a penisola, apri gli occhi ed è una favola. Immagina una ragazza con tutti i sogni che ha, finalmente un'opportunità. Le piazze di Calabria, le 1000 civiltà, le sue province e l'incanto, ed un evento che ce ne racconterà. Miss Italia, Miss Italia, in questo viaggio speciale
C'è un mondo di esperienze e di socialità. Immagina una storia, la sua memoria, la Magna Grecia e la sua eredità. Ma non è solo bellezza, è un'emozione in più, è una canzone da cantare a voi. Vi parleranno d'amore, di vita e di ambizioni, tra viaggi e mille prove, tra delusioni e gioie si crescerà. Miss Italia, Miss Italia, la Calabria nel mondo, c'è un sacco di esperienze e solidarietà. Miss Italia, Miss Italia, questo viaggio speciale, c'è un mondo di esperienze e di socialità. Miss Italia, Miss Italia, Miss Italia, Miss Italia. Buonasera, benvenuti in questa nuova tappa regionale di Miss Italia Calabria. Questa sera eleggeremo Miss Eleganza Calabria. Buonasera Rocca di Neto, fate un grandissimo applauso a tutte le nostre ragazze che anche stasera combatteranno fino alla fine per raggiungere e agguantarsi questo importante titolo. Allora ragazze, potete accomodarvi dietro le quinte perché anche per questa sera la serata è bella lunga e impegnativa. Le accompagniamo tutte nuovamente con un altro grande applauso che fa da in bocca al lupo. Grazie ragazze. Si avvicina Lorenza Stamati, ballerina del nostro corpo di ballo, e nel frattempo salutiamo la nostra coreografa ormai da 10 anni, quindi la nostra colonna importante, Lia Molinaro. Grazie mille, grazie Lorenza per la tua presenza e per tutto quello che il corpo di ballo fa sempre per noi. Allora, raccontiamo un po' che cos'è questa selezione di Miss Italia Calabria. Per noi è un vero e proprio viaggio. Lo abbiamo iniziato attraverso la sigla scritta e cantata per noi da Roberto Bozzo, che ringraziamo. Lo abbiamo iniziato anche con i costumi indosso alle nostre concorrenti, alla nostra Lorenza Stamati, costumi confezionati dalla direttrice dell'Accademia New Style di Moda e Design, la signora Franca Trozzo, che salutiamo. Sono gli abiti che rappresentano le 5 province della Calabria, ci daranno modo di rivivere le nostre tradizioni in modo autentico, contribuendo al recupero della nostra visione di territorialità e riavvicinando i giovani ai valori tradizionali, il tutto all'interno appunto del nostro viaggio Calabria tra storie e tradizioni, un viaggio di incanto. Questo viaggio lo continueremo durante il percorso di questa nostra tappa attraverso dei contributi video raccontati da una voce splendida che è quella di Francesca Marchese. Quindi grazie a tutto lo staff di Miss Italia Calabria, a tutta la macchina che ruota intorno alle nostre tappe. Grazie per l'applauso che era partito ma si è bloccato. Vi ho visti, grazie mille. Allora, prima di iniziare devo fare dei ringraziamenti che sono davvero doverosi, quindi ringraziamo il Comune di Rocca di Neto nella persona del sindaco, il dottor Alfonso Dattolo, giusto? Poi l'evento, volevamo ringraziare anche i Casinari, che è l'associazione culturale che ha organizzato l'evento in collaborazione con il Comune di Rocca di Neto. Ringraziamento all'avvocato Cataldo Calabretta per la fattiva collaborazione alla realizzazione di questo evento. Ringraziamo anche i Vigili del Fuoco, l'Arma dei Carabinieri e la Polizia di Stato. Facciamo un grande applauso a tutti.
E poi tanti hanno contribuito alla realizzazione appunto di questa sera, che sono Cin di Sestito, Ital Marble e Graniti di Vincenzo Dattolo, Francesco Grosso Ceramica e Arredamento Bagni, Lagani Costruzioni, Fiat Panetta, Arredamenti e Design di Sestito Felicio, Pan Neto International, Caffè Minniti, Ditta Gas Impianti Pallagorio, Lagani Car Center, Global Interni, Bar Pasticceria Dolci Momenti, Greco Auto, Fratelli Brescia SRL e Mauro Costruzioni. Grazie a tutti. Buonasera ai nostri giurati, buonasera a sinistra, buonasera a destra. Fra un pochino arriveremo anche da voi per scambiare un po' di chiacchiere, vi presenteremo al pubblico. Questa sera sarete proprio voi ad avere questo difficilissimo compito di decretare, di eleggere la nostra Miss Eleganza Calabria 2024. Ma prima di addentrarci nel vivo della competizione, come ogni sera io mi accompagno ad una donna splendida. Lei non solo appunto è bellissima, è la nostra agente regionale più giovane d'Italia, il nostro direttore artistico, da qualche anno è una conduttrice magnifica, ormai è la mia spalla, io senza di lei quando sono sul palco mi sento davvero persa. Accogliamo con un grandissimo applauso Linda Soriano! Buonasera, grazie ogni volta dopo questa presentazione, veramente è bellissimo salire su questo palco, mi dai sempre la grinta giusta per essere ovviamente ogni volta su un palco diverso, in una piazzale diversa, però è sempre ovviamente un piacere. Buonasera Rocca di Neto, grazie per averci voluto qui in questa tappa, veramente importante perché come diceva Larissa è una finale regionale nella quale verrà eletta una prefinalista, un'altra prefinalista nazionale, se non erro è la nostra 11ª, sarà la nostra 11ª prefinalista nazionale 2024 con il titolo di Miss Eleganza Calabria, quindi è una serata molto importante, le ragazze sono tanto emozionate, quindi hanno bisogno sicuramente del vostro caloroso applauso. Una cosa che dobbiamo fare prima di andare avanti con la serata, che è veramente importante per noi, è prendere tutti i telefonini in mano, quindi anche le persone sedute qui tra il pubblico, anche i giurati ovviamente, dovete assolutamente prendere il telefonino in mano. Io non vi vedo col telefonino in mano, se non prendete il telefono non posso andare. Ecco, bravo, i ragazzini vedi sono sempre più avanti. Andate sulla nostra pagina Facebook Miss Italia Calabria, mettete il segui sulla nostra pagina, andate sulla diretta e la condividete, perché noi siamo in diretta Facebook come tutte le sere, quindi stiamo raggiungendo dei numeri di visualizzazioni veramente importanti, quindi per noi è importantissimo condividerle e soprattutto scrivere tra i commenti il numero della Miss che più vi piace stasera. Alla fine della serata andremo anche a decretare colei che ha ottenuto più voti sotto la diretta ed eleggeremo la nostra Miss Social della serata qui a Rocca di Neto. Questo che cosa comporterà? Che prima della finalissima del 31 agosto andremo un po' anche a valutare quelle che sono state le vittorie, insomma, delle nostre ragazze durante queste serate, quindi le per quanto riguarda conteggiare. le andremo precisamente a conteggiare, e la ragazza che avrà vinto più volte durante queste nostre serate appunto avrà diritto alla finalissima ad Oriolo, quindi vi raccomando condividete e soprattutto votate, anche voi giurati, insomma potete condividere, poi voi ovviamente voterete dal vivo la nostra Miss, invece Miss Eleganza Calabria 2024. Un'altra cosa importante da fare, che ho un attimo preceduto, ma ti faccio respirare un po', è salutare la nostra Katia Giannini, la nostra life coach, che ci segue ormai dall'inizio di questo percorso attraverso degli esercizi di gestione delle emozioni ma anche dell'ansia. Katia abbiamo avuto modo di averla con noi, quindi sia per quanto riguarda noi dello staff, insomma, che siamo in tour dal 23 giugno, quindi inizia ad essere un po', siamo quasi agli sgoccioli, però siamo tanto provati ma anche tanto felici, ma grazie agli esercizi di Katia riusciamo lo mostrano anche le ragazze durante le esibizioni, perché si stanno susseguendo degli episodi di pianto. Beh sì, diciamo che la stanchezza e anche l'emozione comincia a farsi sentire sempre più forte, quindi Katia Giannini, come dicevo, con i suoi esercizi fa in modo che riusciamo ad affrontare la stagione, insomma lo stress, riusciamo più che altro a gestirlo, e soprattutto le ragazze riescono un po' a tenere a bada le loro ansie, le loro preoccupazioni. Quindi salutiamo lei, salutiamo anche Tenno, la nostra Teleuropa Network, la nostra emittente televisiva che ormai segue Miss Italia Calabria da anni, quindi la salutiamo perché anche quest'anno ovviamente è con noi e mette... Io posso andare in pensione ormai. No, io sono tipo un fiume, non ti servo più.
su Ten ovviamente troverete le messe in onda delle nostre selezioni. Quindi ho detto un po' quello che dovevo dire all'inizio, ora possiamo andare avanti. Benissimo. E allora abbiamo parlato di un viaggio. Prima di cominciare però questo viaggio, Miss Italia Calabria quest'anno si fa un augurio, e questo augurio, questo grande in bocca al lupo che ci facciamo tutte le sere, lo abbiamo visto in un video. Sì, abbiamo iniziato, come dicevi tu, il nostro è un viaggio d'incanto. Noi abbiamo iniziato proprio da dove ci eravamo lasciati il 2023, ovvero con la finalissima ad Oriolo. Quindi c'è stata l'elezione di Carlotta Cabuto, Miss Calabria 2023, che poi è stata la nostra finalista di Miss Italia, e poi abbiamo visto scorrere 6 immagini delle nostre uniche 6 Miss Italia calabresi. Quindi l'ultima l'abbiamo avuta nel 2011. Come dico ogni sera, ci auguriamo insomma che la Miss Italia 2024 possa essere una calabrese, quindi per noi è un po' un gesto scaramantico, diciamolo così, è un po' un in bocca al lupo che ci facciamo, perché diciamo che dopo 10 anni insomma di gestione del concorso in Calabria un po' ce lo meritiamo. Esattamente, e parliamo, l'abbiamo già ripetuto tante volte, del nostro viaggio d'incanto. L'abbiamo detto, lo abbiamo iniziato, come dicevo prima, attraverso la nostra sigla, attraverso i nostri costumi, attraverso la nostra ballerina, però vogliamo ufficialmente iniziarlo così. D'improvviso appare la nonna. È alta, eretta, poiché per tutta la vita ha camminato a testa alta, l'anfora sul capo, il profilo greco come in una delle monete che abbiamo avuto fra le mani, orecchini bizantini alle orecchie, onelli normanni alle dita, avvolta in un broccato catanzarese, odora di lavanda e di bergamotto, la nonna Calabria. E questo viaggio lo iniziamo celebrando proprio la nostra donna, la donna calabrese, presentata in tutta la sua bellezza, nella sua fierezza, e Miss Italia Calabria, che celebra le donne, non poteva che cominciare così. Però, in realtà, noi abbiamo fatto tante chiacchiere, io credo che tutti quanti vogliano vedere le ragazze, giusto? Non vi vedo convinti. No, annuiscono con la testa. Mi sa che vi bastiamo noi, rimaniamo solo io e Linda. No, ecco. No, allora, c'è questa fascia di ragazzini che vuole vedere le Miss, ovviamente. Giustamente, ovviamente. E allora spieghiamo brevemente che cosa succederà questa sera. Vedremo le nostre ragazze in 2 uscite. La prima uscita, che sta per arrivare a brevissimo, sarà quella in abiti Givova. In questa uscita, signori giurati, potrete cominciare a prendere appunti magari su qualcuna che particolarmente vi colpisce, insomma capire un po' se qualcuna vi fa scattare quel colpo di fulmine, ma non è qui che dovrete esprimere il voto effettivo. Quello sarà espresso nella seconda uscita, quella in costume istituzionale, con votazione da 1 a 5 per ciascuna ragazza. In quel secondo momento le ragazze saranno divise in 2 gruppi, ciascuna ragazza avrà a disposizione 30 secondi per presentarsi, raccontarsi, piuttosto che far capire qualcosa di se stessa. Finito quel momento, sia la giuria a destra che a sinistra avrà a disposizione una domanda per conoscere magari qualche ragazza un po' di più. Tutto chiaro? Tutto chiaro, benissimo. Allora andiamo in postazione e iniziamo con la numero 1, Chiara Corrente. 19 anni da Cosenza, partecipa per esprimere tutta se stessa. Numero 2, Greta Panciotto. Viene da Mirto e ha 19 anni e partecipo a Miss Italia poiché penso sia un'esperienza che possa sconfiggere le mie insicurezze e spronarmi facendo emergere il meglio di me. Numero 3, Francesca Salimbeni. 18
18 anni da Cosenza, partecipa perché ama fare delle nuove esperienze ed è lieta, convinta? No, lo fa per mettersi alla prova. Chiara Dattilo, numero 4. Viene da Cutro, ha 23 anni e partecipo per fare un'esperienza che mi faccia crescere personalmente e professionalmente. Numero 5, Francesca Desirée Romano. 18 anni da Mirto Crosia, partecipa per un'esperienza personale e culturale perché è sempre stato il suo sogno da bambina. Barberio, numero 6. Anni per lei, viene da San Giovanni in Fiore, partecipo a Miss Italia perché amo la competizione, mi diverte e mi stimola. Numero 7, Laura Isabella Bax. 19 anni per lei da Cosenza, partecipa per conoscere meglio se stessa. Andrea, numero 8. Viene da Cosenza, ha 21 anni e partecipo per farmi conoscere nella mia semplicità e perché amo la sensazione che mi suscita sfilare su questo palco. Numero 9, Ginevra Pia Grande. 18 anni da Crotone, partecipa per mostrare il meglio di sé ed avere maggiore sicurezza. Greta Tassiello. Ha 18 anni, viene da Cosenza e partecipo per mettermi in gioco e perché penso sia una bella palestra di vita. Chiara Carlomagno. 19 anni da Villa Piana, partecipa perché Miss Italia è un'occasione mancata per arricchire il suo bagaglio personale di esperienza unica nel suo genere.
La numero 12 ha 21 anni ed è Grace Lento. Viene da Lamezia Terme e partecipa a Miss Italia per rappresentare quelle ragazze che si sentono diverse e per trasmettere loro che essere diverse significa anche essere speciali. Numero 13, Camilla Caterina Fiorita. Vent'anni, da Marina di Strongoli, partecipa perché vuole mettersi in gioco e crede che sia un percorso che porta ad una crescita personale. E concludiamo col numero 14, Sara Palumbo. Viene da Vibo Marina, ha 18 anni e partecipo perché è sognando in grande che si vive veramente appieno la vita e vincere Miss Italia è uno di questi, anche solo rappresentare la mia amata Calabria. Ed ecco che la nostra ultima aspirante Miss per questa sera rientra dietro le quinte, ma noi le riaccogliamo tutte con un grandissimo applauso perché tornano sul palco con il serpentone. Miss Italia è un fatto di cuore, Miss Italia una prova d'amore, sei bellissima, sei fortissima, Miss Italia. E abbiamo così rotto il ghiaccio, le nostre ragazze hanno rotto il ghiaccio con il pubblico e con la giuria. Ora, prima di presentarvi giurati, io però devo doverosamente portare i saluti della nostra patron Patrizia Medigliani. Cari amici, è un piacere poter festeggiare con voi l'85esima edizione di Miss Italia, un traguardo che è stato possibile raggiungere grazie al vostro entusiasmo ed alla vostra partecipazione. Nello show di Miss Italia siamo coinvolti tutti, le ragazze, le loro famiglie e tutti quelli che hanno fatto parte e continuano a far parte ancora oggi della nostra meravigliosa storia. Insomma, Miss Italia siamo noi. Se vi sentite Miss Italia vi aspetta per realizzare i vostri sogni. Per iscrivervi andate sul sito www.missitalia.it. Ricordiamo che è totalmente gratuita l'iscrizione, giusto? E soprattutto che ci sono ancora tante selezioni. Diciamo che noi fino al 31 agosto saremo ogni giorno in giro da qualche parte. Ogni giorno in diretta. Se volete iscrivervi o volete delle informazioni basta andare sui nostri profili social. Benissimo, presentiamo i nostri giurati. Presentiamo i giurati protagonisti anche loro di questa sera e inizio salutando l'assessore allo sport e allo spettacolo Irene Dattolo, stasera anche presidente di giuria. Buonasera, benvenuta. Buonasera a tutti. Grazie per averci ospitati qui stasera. Penso che Miss Italia a Rocca di Neto manchi da un po' di anni, se non erro. Sì, parecchi. Può avvicinare il microfono? Da parecchi anni, sì, vero. Bene, avete un compito abbastanza importante stasera perché eleggerete una delle nostre rappresentanti della Calabria alle nazionali, quindi faccio un in bocca al lupo alle ragazze. Certo, è con grande piacere che vi do il benvenuto a tutti questa sera, in questa serata speciale. Saluto con rispetto le autorità presenti e tutti i cittadini qui riuniti. Un caloroso saluto a tutti i partecipanti, un piacere condividere con voi questa serata. Vorrei approfittarne per ricordare che al di là dei cannoni puramente estetici esiste una bellezza che è quella dell'empatia, della solidarietà e dell'esaltazione di un ritrovato umanesimo.
che dobbiamo sempre difendere ed esaltare. Quindi, soprattutto in questo caso, mi sento di esaltare la bellezza che sarà motore di salvezza del mondo. Quindi un in bocca al lupo a tutte le ragazze Grazie. e anche a voi. Grazie, viva il lupo, grazie. Salutiamo anche un ospite d'eccezione che finalmente quest'anno siamo riusciti ad avere con noi, Andrea Cassa, un bravissimo musicista, un professionista, ormai un amico di Miss Italia Calabria. Dopo ti vedremo e ti ascolteremo finalmente su questo palco. Sai che eri tanto atteso sia da noi ma da tutto il pubblico di Rocca di Neto, e quindi grazie per essere con noi. Ti abbiamo anche ti abbiamo anche insignito del ruolo di giurato, quindi oltre al musicista stasera anche tu hai un ruolo abbastanza importante. Yeah, una grande responsabilità, dai, adesso. Certo. Non porto via tempo, anche perché così infiliamo una porzione di concerto per rendere ancora più empatica, come diceva giustamente l'assessore, l'atmosfera. La musica aiuta. Bene, grazie Andrea. Saluto poi Luigi Lidognici, dottore dentista, quindi anche sappiamo che il sorriso delle Miss, insomma della donna in generale, è tanto importante e tanto fondamentale. Ma che ruolo ha in una donna il sorriso? Beh, sicuramente in ognuno di noi penso sia il biglietto da visita, sia l'espressione migliore per esprimere ogni stato d'animo, e credo che bisogna cercare di sorridere sempre. Come si suol dire, un giorno senza sorriso è un giorno perso, quindi sorridiamo in questo momento alla giovinezza, alla bellezza, e al di là di chi vincerà questa manifestazione, di chi supererà il turno di questa serata, io penso che in queste ragazze c'è tanta energia, c'è tanta grinta, e l'augurio che quantomeno io posso fare è quello di credere nei propri sogni ed arrivare comunque a raggiungere le mete ambite. Diciamo che le ragazze sorridono poco, ma è un po' l'emozione, quindi magari faremo una chiacchierata dopo, così vedremo il loro sorriso, insomma, se finalmente riusciamo a farglielo stampare sul viso, oppure se ovviamente data l'emozione, insomma, perdoniamo questo loro non essere purtroppo sorridenti. Ci proveremo sicuramente. Grazie al dottore Lidoni. Ci saluto poi il dottore Anthony Iannuzzi. Buonasera e benvenuto. Avremo poi buonasera a tutti. di parlare con voi dopo. Poi Nino Favoriti, medico estetico e dermatologo, fondamentale per le donne, soprattutto dopo una certa, insomma, è meglio avere un amico medico estetico, quindi loro ancora sono giovanissime, non ne hanno bisogno, però magari a Larissa già ci facciamo un pensierino. Più di uno. Vabbè, qualcosina, sì, un piccolo pensiero ci può star bene, anche altrimenti crolla tutto. Poi a un certo punto un po' di prevenzione. Siamo già crollate, solo che cerchiamo di mantenerci su. Non mi sembra proprio. Quindi state molto bene, ma la prevenzione fa sempre bene, così certo. mantenere tutto. Avremo modo anche di fare una chiacchierata più tardi, e poi vado a salutare anche Maurizio Apa, architetto. Buonasera e benvenuto anche a lei. Io saluto il dottor Anthony Iannuzzi. L'ho già salutato. Scusami, ero in una comunicazione perché in di realtà servizio. No, in realtà sì, ti ha salutato un'altra volta. È perché io ero in una comunicazione di servizio. Allora scusatemi, questa sera mi bacchetta la mia amica. Vado a sinistra, saluto la dottoressa Asia Polinzi, grafica e modella. Complimenti, perché loro due l'anno prossimo potrebbero entrambe far parte. Io non chiedo l'età perché non si chiede, ma io ve la do, diciamo, ve la getto lì l'anno prossimo. Buonasera a tutti. Vabbè, abbiamo due candidate. È la mia prima esperienza come giuria e sono molto felice di partecipare a questa esperienza. Vabbè, quest'anno giurata, l'anno prossimo Miss. Concorrente, entrambe, non lo so, ci pensano. Allora, Carla Strangio, laureanda in scienze della formazione primaria, buonasera, benvenuta. Buonasera. Al volo, che cosa vuole augurare alle nostre ragazze? Di viversi appieno questa esperienza, perché comunque è una bellissima esperienza che si porteranno dietro per sempre. Grazie mille. E poi ancora abbiamo Maria Dattolo Barretta, imprenditrice newyorkese, buonasera, benvenuta. E poi abbiamo Patrizia Lagani Menniti, giornalista, imprenditrice, che è la nostra segretaria di giuria. Buonasera, come sta? Bene, grazie. Anche per lei è un compito importante, deve dirigere questa zona di giuria. Cercherò di fare il meglio. Grazie mille. Infine abbiamo Mariano Ranieri per Framesi, nostro rappresentante. Buonasera. Buonasera a tutti, felice di essere qui. Grazie mille. Quindi loro sono ufficialmente i nostri giurati.
E allora adesso abbiamo un momento molto carino, che è quello di un momento quasi a sorpresa nella nostra scaletta, perché abbiamo una premiazione da fare. Io giro la pagina perché ne ho 25 in mano, quindi nel frattempo intrattieni tu. Sì, potrei iniziare anche io e vorrei chiamare qui vicino a me intanto il sindaco, il dottor Alfonso Dattolo, che l'aspettiamo qui accanto a noi perché sarà colui che consegnerà appunto questo premio. Intanto magari leggo la motivazione. Sì. È di Rocca di Neto, nato e cresciuto nel rione Casino, presidente dell'Ordine dei Medici della provincia di Firenze, primario di nefrologia e dialisi all'ospedale Santa Maria Annunziata di Firenze, raggiungendo brillanti risultati in campo medico, autore di oltre 80 testi di pubblicazioni scientifiche ed è tutor di attività clinica alla scuola di specializzazione in nefrologia all'Università di Firenze. Riconoscimento dell'Associazione Casinari al dottor Pietro Claudio Dattolo, che attendiamo qui. Intanto facciamo entrare il microfono per il sindaco. Sì, buonasera a tutti, benvenuti. Buonasera, grazie per averci. Saluto l'organizzazione, saluto tutte le ragazze e anche i loro accompagnatori, perché vengono un po' da tutte le parti della Calabria e ci fa piacere qui, che è una delle comunità credo più ospitali, quindi benvenuti a Rocca. Spero che sia una serata all'insegna così dell'amicizia e sempre di un clima di collaborazione, quindi a noi ci inorgoglisce. Io ringrazio l'Associazione I Casinari per aver voluto questa serata insieme in collaborazione con il Comune, perché era da parecchio, come diceva lei, che non ospitavamo iniziative del genere. E soprattutto l'idea di premiare il merito locale, quindi di non dimenticare chi fuori da questo territorio è riuscito a portare in alto il nome di Rocca di Neto in tutta Italia e in tutto il mondo. Quindi questo è un orgoglio per noi, un vanto. Ci sono stasera amici che verranno premiati, ce ne sono tanti altri che richiamano, credo l'esigenza a breve, anche alla luce delle ultime figure che sono emerse, anche l'idea di riprendere il vecchio premio Neaitos. Quindi grazie all'associazione, grazie a voi tutti, all'organizzazione. Grazie a voi. So che abbiamo un video anche da mandare. Ecco. Buonasera a tutti, e per me è un grande onore ricevere questo riconoscimento dai miei compaesani. È un grande dispiacere non esserci, ma impegni di lavoro inderogabili e istituzionali mi hanno impedito di essere presente qui fra di voi questa sera. È un onore perché io sono nato e cresciuto a Rucasino, che era il rione secondo me, ma non secondo me, più importante di tutto il paese, no? Quando eravamo rivali con Rivia Buttare, con chi risulta Sclata, e quindi ricordo nei miei ricordi di infanzia questi giochi che non scompariranno mai dalla mia mente. Io sono e mi sento rocchitano, uno di voi, anche se sono 40 anni che vivo fuori. Ringrazio quindi tutti quanti, l'associazione I Casinari, di cui io mi sento di far parte con grande orgoglio, con grande onore, e tutti quanti i miei concittadini. Un caro saluto alle ragazze che stasera si cimenteranno in questa competizione e in bocca al lupo a loro, e un caro saluto a tutti quanti. Grazie ancora. Grazie, facciamo entrare comunque la targa, così almeno. E c'è anche il fratello del dottor Dattolo che ritira ovviamente il premio. Diamo il premio al sindaco. Devo dire che lo faccio con un certo orgoglio, perché il dottor Piero Dattolo, che è presidente dell'Ordine dei Medici di Cosenza, è un nefrologo di fama nazionale, è mio cugino, quindi ripeto, doppiamente orgoglioso. Credo che sia un motivo di orgoglio per tutta la famiglia Dattolo, e sono orgoglioso di premiare il fratello Michele con questo premio. Bene. Grazie, tanti complimenti.
Grazie Sindaco, noi avremo modo di vederci poi più tardi per la premiazione. Sì, va bene, grazie. Grazie mille. Al premiare invece, a consegnare il prossimo premio, l'onorevole Antonello Talerico della Regione Calabria, e io leggo la motivazione. Per essersi distinto per la sua nobile arte, all'età di 22 anni vince le Forbici d'Oro, il premio più prestigioso del settore. Un artigiano che ha voluto superare i suoi confini per viaggiare, andava a trovare i clienti nel loro paese. Potremmo dire che da lì incarna una sartoria definitivamente cambiata, non è più un artigiano chiuso in un laboratorio, ma l'imprenditore che oggi può vantare di frequentare i palazzi del potere di tutto il mondo, pertanto definito il sarto che veste i potenti del mondo. Rocca di Neto si pregia di premiare un illustre buonasera conterraneo con un riconoscimento fortemente voluto dagli amici d'infanzia del Rione Casino, associazione culturale Ollus I Casinari, al maestro Gaetano Aloisio. So che c'è anche un video prima, magari mandiamo questo video. Gaetano Aloisio. Arriva la targa. L'onorevole forse voleva spendere due parole. È il minimo, visto che abbiamo qua l'occasione. Porto i saluti del Presidente Occhiuto per la Regione Calabria. Io dico che dobbiamo ringraziare il maestro che non ha dimenticato le sue origini, porta nel mondo la sartoria italiana, ma in particolare quella calabrese, e secondo me dobbiamo accentuare la caratterizzazione di chi rimane legato ai territori e non dimentica di appartenere ad una regione importante come la Regione Calabria, che, come abbiamo visto, esporta in tutta Italia e nel mondo delle figure, delle risorse umane che a un certo punto accentuano anche quello che è il concetto di gratitudine verso il proprio territorio, non se ne dimenticano. Ne parlavamo, ha inteso aprire un laboratorio anche qua a Rocca di Neto, nella provincia di Crotone,
lo ha già fatto e la speranza è quella di creare una scuola di formazione e soltanto così possiamo ricordarci sempre che noi non siamo l'ultima regione d'Europa, siamo una grande regione e lo dobbiamo anche a persone e a figure e a personalità come lei, che non si perde naturalmente in quelli che possono essere i successi e ritorna in passato. E poi voglio ringraziare l'associazione dei casinari perché sono dappertutto, contribuiscono e in questa comunità secondo me quelle che sono le attività associative di volontariato fanno sempre la differenza, come in questo caso. Adesso le do il premio, se no me lo autoattribuisco per uso capione e per il mero possesso, vale titolo. E una parola pure a lei, così poi le prendo. Sì, io ringrazio innanzitutto i casinari, è un'associazione che... Vicini il microfono. È un'associazione nata nel rione dove io sono nato e che oggi aggrega e unisce tutto il paese per iniziative lodevoli come questa e come tante altre che fanno. E veramente grazie ai casinari, grazie al Presidente e a tutti gli associati, io sono parte di loro, perché sono casinaro innanzitutto e rimarrò sempre casinaro e quindi niente, grazie per questa bellissima occasione. Come diceva l'assessore, io consigliere scusi, però diciamo quindi le auguro presto di diventare assessore o presidente di regione. Comunque io sono partito tanti anni fa dalla Calabria, ma ho portato con me nel mio cuore la Calabria sempre e oggi ho pensato di restituire quell'amore e quel pensiero, quella vicinanza che mi dà sempre, tutti i giorni, la Calabria. Quindi ho voluto creare qualcosa per il paese. Spero di riuscire. L'anno scorso abbiamo aperto questo laboratorio, quest'anno siamo partiti con 4 elementi, quest'anno siamo 7, ma voglio farlo crescere, voglio dare opportunità ai giovani di Rocca di Neto. Quindi io la Calabria la porto nel cuore, ma soprattutto porto nel cuore il mio paese e soprattutto ancora porto nel cuore il casino. Grazie. Consegniamo il premio. Grazie mille, grazie. Foto di Vito. E noi vi ringraziamo ancora e speriamo che rimarrete con noi fino all'elezione della nostra Miss Eleganza. Grazie mille, buonasera. Allora Linda, noi giriamo la Calabria in lungo e in largo, anche oggi abbiamo fatto un bel viaggetto per arrivare fin qui. Ringraziamo Carlo Magno perché tu, soprattutto tu e le tue Io viaggio comoda. Tu viaggi comodissima. Viaggio comoda, viaggiano comodo anche tutte le Miss e ringraziamo ovviamente anche io che certo, anche tu ovviamente. Noi viaggiamo comodissime grazie alle macchine di Carlo Magno che ci segue da un po' di anni e ci permette di girare la Calabria in lungo e in largo con le sue autovetture, viaggiando ovviamente comodamente. E freschi. E poi soprattutto. Cambiamo argomento, parliamo di un sodalizio importantissimo che è quello di Codacons e Miss Italia, che da anni sono schierati al fianco delle donne che hanno subito e continuano a subire atti persecutori. Anche quest'anno Miss Italia sposa il progetto Sportello Anti-Stalking per aiutare le donne vittime di violenza, con l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica sul delicato problema dello stalking. Agire tempestivamente si è rivelato un fattore di importanza cruciale. Per denunciare la violenza subita è possibile contattare il numero verde 800 199 641 e ricevere gratuitamente la consulenza legale. Quindi grazie a Miss Italia e Codacons. Dovrebbe esserci un applauso a questo punto. Grazie. E ringraziamo anche tutti quei partner nazionali che concorrono alla riuscita di questo grande evento che è Miss Italia, quindi Rocchetta, Miss Italia beve tutti i giorni l'acqua oligominerale Rocchetta, Miss Italia e Rocchetta, un binomio di successo. Miluna corona sentimenti di affetto e sogni di bellezza come quello di diventare Miss Italia e indossare la preziosa corona di diamanti. Givova, le meravigliose ragazze in gara indosseranno anche nella nuova edizione dello storico concorso l'esclusivo abbigliamento sportivo firmato Givova. Framesi, multinazionale italiana che si dedica alla ricerca e sviluppo di prodotti
professionali per la bellezza e il benessere dei capelli. Fra mese e Miss Italia la bellezza ci unisce. Stasera ringraziamo Carolina Vittimerga, Isola Caporizzuto ed F. Hair di Francesca e Samantha Parrucchieri. Grazie mille per quello che avete fatto dietro le quinte per noi e le nostre ragazze. Parliamo anche delle prefinali nazionali, quindi del centro vacanze De Angelis, della nostra Academy tanto ambite dalle nostre Miss, che si svolgeranno a inizio settembre nello splendido centro vacanza De Angelis situato nel cuore della Riviera del Conero, nelle Marche. Questo resort esclusivo offre un'esperienza per le vostre vacanze senza pari. www.villaggiocentrovancanzedeangelis.com. Anche sui social del concorso di Miss Italia potete trovare tutte le informazioni. E infine Expert, c'è chi fa da sé, poi c'è Expert che fa tutto per te, servizio e consulenza a 360 gradi. Expert, gruppo Carbone, sedi di Cosenza, Crotone e Reggio Calabria. Adesso prendo respiro, ecco. E fate voi un applauso. Vedi, ora vi chiamo gli applausi. Posso fare l'applausometro? Sì, tu e Carmelo vi mettete lì, tu Carmelo e Diego, e fate gli applausi. Ecco, Diego e Carmelo che ora non vedo. Ah no, Diego è là, bravo. Diego Chiamati gli applausi. Grazie. E allora, parlavamo prima del nostro ospite, lo avete visto qui seduto con noi in giuria, ma è arrivato il suo primo grande momento. La sua inesperienza oltre la musica, un viaggio tra immagini, effetti speciali, un mix esplosivo di pop, rock e elettronica dance. Conosciuto come il violinista Jedi per l'archetto luminoso che evoca la saga di Star Wars, mette al centro del concerto il racconto visivo e fa viaggiare gli spettatori fra natura e futuro, fra gli effetti speciali e un percorso musicale crossover. Signori e signore, Andrea Casta! Yes. Musica sia, vai. Con le mani, Rocca di Neto, andiamo, su, su, su.
Grazie, Heaven, dedicata a quei 3100 metri del ghiacciaio Presena, l'Adamello, il teatro, diciamo, di una, purtroppo, di un fronte importante della Prima Guerra Mondiale, ma soprattutto, come dire, la sentinella delle Alpi per quanto riguarda invece il baluardo appunto anche del cambiamento climatico, di tante altre scene. E io, se non siete stati nel parco dell'Adamello, vi invito a fare questo viaggio per l'Italia in lungo e in largo. E proprio questo viaggio continua con un altro brano che vi regalo insieme alle ragazze qui presenti, così intanto ve le studiate meglio, anche perché faccio subito un salto indietro nel tempo al 2020, quando purtroppo quell'estate non siamo riusciti a fare spettacoli come questi, a vederci in giro e anche a goderci le selezioni di Miss Italia per la pandemia che ci ha colpito. Io ho trovato un modo nei miei concerti di esorcizzare quel momento che ci ha colpito in quel marzo 2020, regalandovi una canzone del panorama musicale italiano evergreen, quindi rifacendoci alle note di Lucio Battisti e ricordando l'unica, come dire, visione poetica che ci resta di quel momento, ovvero le città deserte restituite a questa, come dire, realtà quasi metafisica, senza esseri umani in giro, ma con l'opera dell'uomo, addirittura la bellezza della nostra capitale Roma, che tra poco vedrete, restituita proprio in tutta la sua, come dire, immobile meraviglia agli occhi di un drone. Quindi questa è dedicata a voi e cantatela con me, Rocca di Neto e I Giardini di Marzo. Musica! Come fa? Che in fondo all'anima Grazie, questo era un ricordo dedicato anche con una visione aerea finale alla mia città natale, Brescia, anche se appunto anch'io, come tanti di voi, sono romano adottivo ormai. Ci rivediamo dopo, grazie ancora Miss Italia, grazie Rocca di Neto, dopo vi faccio ballare, promesso. Andrea Casta, ragazzi, se mi fate spazio riesco ad entrare anch'io. Un altro grandissimo applauso ad Andrea Casta. Grazie mille per questo primo intervento, poi ci rivedremo non solo in giuria ma anche più Assolutamente, tardi. adesso ripongo il violino e mi rimetto al mio posto. Benissimo, intanto anche le nostre ragazze si accomodano perché è il momento di altra arte. Su questo palco ritornano le coreografie di Lia Molinaro con Lorenza Stamati.
Lorenza Stamati su coreografia di Lia Molinaro. Grazie Lorenza. E allora abbiamo visto, e indosso a Lorenza ancora una volta, gli abiti confezionati dall'Accademia New Style, che è un ente di formazione nella professione del design e della moda, che condivide con noi di Miss Italia Calabria la mission educativa di questa esperienza, perché dove ci sono giovani c'è occasione di imparare, di confronto e di crescita. A questo proposito l'Accademia New Style mette a disposizione di tutte le partecipanti al concorso Miss Italia Calabria alcune borse di studio per i corsi di interior designer di tutte le professioni della moda, dal fashion designer all'operatore della confezione, così da poter dar loro la possibilità di concretizzare la propria passione. Quindi grazie all'Accademia New Style e grazie a Miss Italia Calabria. E continuiamo, l'abbiamo fatto attraverso la danza e la musica, continuiamo con un altro contributo video, il nostro viaggio d'incanto. Vera seta di Lyon. Forse tu non sai, mia bella donna, come essa si sia trovata in Europa, poiché gli inizi delle cose celebri sono spesso poco conosciuti. Culla della seta in Europa furono Catanzaro e Cosenza, qui si ersero i primi telai. Il verde silano, fresco, chiaro, intenso, mai stanco anche nel più gran caldo, dovette in qualche misterioso modo impregnare di sé i telai. Così il color verde che, secondo Oscar Wilde, solo la gente di alto gusto artistico ama, già molti secoli prima rallegrava la moda di Catanzaro e di Cosenza. La Calabria occupa un posto esclusivo anche nella produzione dell'essenza dei cedri e dei bergamotti. I suoi agrumi sono considerati tra i più succosi del mondo. I vini possono concorrere con i migliori vini d'Italia e la vite occupa migliaia di ettari del suo territorio. L'albero di castagno è innamorato del suolo calabrese e cresce qua e là quasi spontaneo. Io non ho visto la Fata Morgana a Reggio, ma ho visto il sorgere e il tramonte del sole. Gli imponenti uragani pieni di fantastici fulmini, quando il cielo è dilaniato da segni enigmatici delle più svariate forme. E nello stretto cadono colonne di fuoco, le stelle notturne, le lune estive e le navi che scivolano nell'ombra come strane apparizioni. Il paesaggio della costa opposta, le montagne e le rocce, gli alberi e le città. Tutto è per me la Fata Morgana Regina. E abbiamo visto i profumi degli agrumi calabresi, frutti della Calabria, della produzione pregiata di vini, l'origine della seta che noi crediamo sia lontanissima, invece proprio a Cosenza, a Catanzaro, con i primi telai impregnati del colore verde della Sila. E poi abbiamo visto le nostre tantissime bellezze naturali, quindi un applauso a tutta la nostra Calabria. È arrivato quel momento, bene, quindi giurati, penne in mano, perché le nostre ragazze stanno per uscire in costume istituzionale. Ricordiamo che in questa fase le nostre ragazze avranno 30 secondi a testa a disposizione per raccontarsi, far vedere le proprie abilità o le proprie passioni. Saranno divise in 2 gruppi e al termine per ciascun gruppo ci sarà la possibilità di fare una domanda sia dalla giuria di destra che dalla giuria di sinistra. Al termine di questo momento preghiamo il nostro presidente di giuria, la signora Dattolo, e la nostra segretaria di giuria di procedere subito a raccogliere le schede, così da poter andare dietro le quinte e procedere appunto con la conta dei voti per poi decretare la nostra Miss Eleganza 2024. Eleganza Calabria, scusatemi. 2024. Siamo pronti? Prontissima. E ricominciamo con la numero 1, Chiara Corrente. Greta Panzotto.
Francesca Salimbeni. Chiara Dattilo, numero 4. Numero 5 Francesca Desiree Romano. Luana Barberio, numero 6. Laura Isabel Bax. Numero 7 ci raggiunge perché è lei che chiude il nostro primo gruppo di candidate per Miss Eleganza Calabria 2024. Arriva il microfono, è già arrivato? Però la numero 1 balla. La numero 1 balla e quindi il microfono va alla numero 2? Sì, ce l'ha, e quindi Chiara Corrente balla la salsa. 1, 2, 3, Bueno, sí. Grazie Chiara. La numero 2, Greta Panciotto, esprime un suo pensiero personale. Buonasera a tutti, io stasera vorrei esprimere un pensiero sulla società in cui viviamo, poiché penso che spesso tendiamo ad indossare quelle che lo stesso Pirandello definirebbe essere maschere, poiché tendiamo ad omologarci alla massa e non mostriamo il nostro vero essere, per cui penso che la vera forma d'essenza per eccellenza sia l'eleganza, quella che sta dentro di noi e quella che sta fuori di noi, e la semplicità è la nota fondamentale della vera eleganza. Grazie. Grazie a te. Numero 3 Francesca Salimbeni, parla un po' con noi. Buonasera a tutti, sono Francesca. Scusami Francesca, un pochino più al centro. E il microfono più vicino. Vabbè. Ok.
Buonasera a tutti, sono Francesca Salimbeni, ho 18 anni e vorrei spendere questi 30 secondi che mi sono stati concessi per parlarmi Francesca, scusami, il microfono lo devi tenere vicino alla bocca, altrimenti non ti sentono né i giurati né il pubblico. Vorrei parlarvi di quello che è il mio sogno più grande, che è quello di lavorare in ambito medico-sanitario come cardiologa. Questo sogno nasce da purtroppo una perdita importante che ho avuto. Questa perdita mi ha insegnato che ad oggi bisogna vivere col desiderio di aiutare chi ha bisogno di noi e ognuno di noi secondo me deve riuscire o cercare perlomeno a farlo nel proprio piccolo, come sto facendo appunto io. Grazie. Numero 4, Chiara Dattilo balla su musica classica. Grazie Chiara, la numero 5 Francesca Desiree Romano canta per noi. Ma quando arriva la notte e resto sola con me, la testa parte e va in giro in cerca dei suoi, perché né vincitori né vinti si esce sconfitti a metà. La vita può allontanarci, l'amore poi continuerà. Grazie. Grazie mille. Luana Barberio, numero 6, vuole lanciare un messaggio. L'eleganza non nasce solo da ciò che indossi, ma anche da ciò che pensi. Dedico i miei 30 secondi alle donne vittime di femminicidio. Vi chiedo di fare silenzio, grazie. Grazie. Grazie a te e chiudiamo con Laura Isabel Bax che porta una citazione. Non si parla solamente per parlare, per dire ho fatto questo, ho fatto quello, ho mangiato e bevuto, ma si parla per farsi un'idea, per capire come va il mondo. Cesare Pavese. La parola è la facoltà attraverso cui noi esprimiamo la nostra ricchezza umana, spirituale ed intellettuale. Da grande appassionata della letteratura avrei da aggiungere che il buon verbo è la misura del carisma di una persona, dell'eleganza di una donna. Grazie. Grazie. Allora inizio io. Sì? Dai miei giurati. Vediamo un po', volevo partire proprio dal dottor Di Donnici. Se c'è, qualche sorriso, insomma, anche un po' forzato che l'ha colpita, e comunque a chi vogliamo rivolgere una domanda? Bene, come diceva l'ultima... La numero 7. Numero 7. Sì. Laura. Vieni avanti, ecco. Laura. Tante volte l'espressione comunque di eleganza non è solo ciò che si indossa, può essere la profondità di uno sguardo, la discrezione di un sorriso. Quindi al di là di quella che è l'estetica del sorriso, penso ci sia poi un sorriso interiore che bisogna costruirlo giorno per giorno con le azioni, con la concretezza di ognuno di noi. Questo percorso, la domanda che voglio porre è questa: lo percepisci come una meta, un traguardo o una partenza per sicuramente arricchire la tua esperienza di vita e forgiarti a dei traguardi sempre più importanti? Allora, il traguardo in realtà è sempre una nuova partenza, perché non siamo mai arrivati nella vita, abbiamo sempre qualcosa da imparare di più, abbiamo sempre qualcosa da dare di noi di più, e questo trovo, fra l'altro è il tema della serata, Miss Eleganza. Trovo che l'eleganza sia una facoltà più che fisica,
spirituale che risiede nel carattere, nella parola, nel modo di fare, nel modo di gesticolare, anche nella dizione, in tutto, anche nella gentilezza, nella generosità, nel modo di essere donna o di essere uomo, di essere persona nel mondo. Grazie per la domanda, perché è una domanda bellissima. Grazie tante. Aggiungerei che c'è una forma di eleganza che è la più palese, quella più sicuramente difficile da esibire, ma è quella più concreta, il rispetto che bisogna portare all'essere umano. Assolutamente, sì, questa è proprio E alle la firma donne in modo dell'eleganza. particolare. Assolutamente. Esatto, grazie. Grazie. Alla mia sinistra vediamo qualcuno che già vuole fare una domanda. Il nostro segretario di giuria, prego, una domanda per una delle nostre ragazze. Allora, la mia domanda è: qual è la tua definizione di immagine? A chi è che lo chiediamo? Alla numero 7. Numero 7. Allora, l'immagine io la vedo come una costruzione, perché è un fattore oggettivo, è un fattore fisico. Così come un abito è tagliato in un modo, un certo tipo di drappeggio è un fattore oggettivo, non si può cambiare. Attraverso questi strumenti, che sono strumenti fisici, che compongono l'immagine, noi esprimiamo noi stessi, la nostra spiritualità, il nostro modo di essere, diamo un valore al mondo e diamo un valore al prossimo. Grazie. Vediamo se c'è qualcun altro che ha da fare una domanda. Siete a posto così? C'è qualcuno qualche ragazza che vi incuriosisce? A destra nulla, a sinistra nulla. Sono a posto così. Prego ragazze, potete accomodarvi dietro le quinte, le accompagniamo tutte con un grandissimo applauso. Ripartiamo subito col numero 8, Elisa D'Andrea. Numero 9, Ginevra Pia Grande. Greta Tassiello, numero 10. Numero 11, Chiara Carlomagno. Numero 12, Grace Lento.
Camilla Caterina Fiorita. E concludiamo col numero 14, Sara Palumbo. Candidata, è arrivato il microfono, io mi accerto sempre di questo momento importante. È arrivato, partiamo col numero 8, Elisa D'Andrea, che parla della sua passione. Buonasera a tutti, io studio lettere e beni culturali, sto per laurearmi in lettere e beni culturali, quindi ho una grande passione per la letteratura e la cultura più in genere. Amo anche la musica, infatti ho studiato pianoforte e anche violino, e inoltre un'altra mia grande passione è il giornalismo, ambito nel quale sto cercando di farmi strada. Amo curare i cani e i gatti randaggi e infine sono una tra le poche calabresi che pratica pattinaggio sul ghiaccio. Grazie a tutti. Grazie a te. Grazie. Numero 9, Ginevra Pia Grande ci fa un discorso sui sogni. Un uomo una volta disse: I have a dream. Io ho un sogno. Ma in una società che ci dice che di sogni non si vive, questi sogni hanno un valore? Miss Italia è uno dei tanti sogni in cui credo fortemente, come quello di riuscire a diventare un avvocato penalista. E sogno che queste due mie passioni possano coesistere tra di loro nella mia vita. E sono sicura che credendoci davvero di sogni si può vivere come. Grazie. Grazie anche a te. La numero 10, Greta Tassiello, ha qualcosa da raccontarci. Questa sera volevo parlarvi di una cosa in cui credo molto, ovvero la legge dell'attrazione, secondo cui appunto sono proprio i nostri pensieri e le nostre emozioni a influenzare la realtà esterna e non il contrario. Infatti, se ci mettiamo impegno e dedizione e pensiamo posso farcela, riusciremo a raggiungere i nostri obiettivi con più facilità, specialmente se provassimo a immergerci in questa realtà come se questo obiettivo l'avessimo già raggiunto. Grazie. Grazie a te. La nostra numero 11, Chiara Carlomagno, parla di sé. Buonasera a tutti, sono Chiara Carlomagno e questa sera vorrei raccontarvi quello che è il mio sogno. Miss Italia in queste sere mi ha dato la possibilità di potermi esprimere, di potermi raccontare e mostrare quella che è stata per anni la mia passione, ovvero la danza classica, che mi ha aiutata molto nel portamento e nella disciplina. Tuttavia io sogno di diventare un medico e se poi posso sognare in grande vorrei specializzarmi in oncologia e ascoltare i sogni delle altre ragazze, le ambizioni che sono tanto grandi quanto le mie mi fa capire che sul palco di Miss Italia Calabria oltre a tanta bellezza c'è anche tanta testa, cosa che a volte passa un po' inosservata nei concorsi di bellezza. Scusate se ho sforato. Grazie. Grazie anche a te. Grace Lento, numero 12, parla di sé. Buonasera, io sono Grace, ho 21 anni e studio psicologia. Lavoro anche in un centro benessere perché... Si è emozionata. Vai Grace, lavori in un centro benessere. Ho scelto psicologia dopo aver frequentato un anno di college in Danimarca e ad oggi lavoro in un centro benessere, in particolare svolgo trattamenti per la cura dell'acne in quanto ne ho sofferto alle superiori e infatti partecipo qui a Miss Italia perché vorrei lanciare un messaggio a tutte le ragazze che si sentono diverse, come io mi sentivo alle superiori per l'altezza e per la mia pelle. Ad oggi sono alta 1,80 e ne sono fiera e incoraggio ogni ragazza alta come me o con qualche disagio a sfruttare ogni diversità perché il diverso ti rende speciale. Grazie Grace, grazie mille. Scusate per il tempo. Numero 13, Camilla Caterina Fiorita esprime un pensiero.
Dostoevsky diceva: la bellezza salverà il mondo. Ma quale bellezza? Oggi siamo abituati ad avere un concetto di bellezza freddo, incapace di diffondere luminosità, una bellezza che non tiene conto della totalità della persona. Invece credo che la vera bellezza sia quella che suscita l'amore, quella che si affianca al concetto di bontà, perché è soltanto con la bellezza d'animo che il nostro mondo potrà essere salvato. Grazie. Grazie e concludiamo con Sara Palumbo, numero 14, che crea una maglia in 30 secondi. Anche perché tu vuoi diventare una stilista, mi pare di ricordare. Esatto. Servirebbe tutti una Sara a casa, perché quando sei nell'armadio noi vogliamo il medico estetico, il dentista e Sara siamo a posto. Il parrucchiere l'abbiamo pure. Io poi vorrei anche Francesca Di Sile Romano per cantare le canzoni a mia figlia. E anche alla mia, così siamo a posto. E siamo a posto? Allora, vediamo se c'è qualcuno tra i nostri giurati che vuole fare una domanda a una delle nostre ragazze. Maurizio Apa, passiamo il microfono. A chi facciamo la domanda? Alla numero 13. Numero 13. Allora, non ti faccio la domanda classica, che significa quella lì perché ti sei proposta alla candidatura, diciamo, a questo concorso. Questa non la faccio. Allora ti chiedo 3 aggettivi per definirti. E in più faccio una parentesi, vi chiedo, diciamo, di vivere questi momenti con uno stato d'animo sereno e felice, perché comunque sono dei momenti irripetibili. Questo ve lo auguro dal mio profondo del cuore. Quindi 3 aggettivi per definirti. Allora, come primo aggettivo mi verrebbe a mente gentile, perché per me la gentilezza definisce le persone. Come secondo aggettivo sicuramente leale, perché è un aspetto su cui io punto tantissimo, e poi sono sicuramente una persona molto determinata, ci metto tutta me stessa in ciò che faccio. Grazie. Bravissima. Alla mia sinistra Asia Pollinzi voleva fare una domanda. Sì, ho ammirato le ragazze, le loro passioni, le loro ambizioni, e volevo chiedere alla numero 11 come pensi che la partecipazione a Miss Italia possa influenzare il tuo futuro? Allora, io da questa esperienza sto traendo tanti benefici. Ad esempio, ero molto timida e non avrei mai parlato davanti a un pubblico, infatti per le prime serate ho ballato. Adesso mi sento quasi tranquilla e mi piace adesso conversare con tutta questa gente, e poi Miss Italia mi sta aiutando anche, no, più che aiutando proprio, ho conosciuto ragazze fantastiche, sto conoscendo persone che mi stanno dando dei consigli che mi porterò sempre con me, e in più girare per la Calabria mi sta facendo conoscere zone che io sono calabrese, però magari paesini più piccoli che non ero a conoscenza di alcuni posti che si sono rivelati davvero bellissimi, e quindi sono contenta di vivere in questa bellissima regione, e grazie a Miss Italia perché me la sta facendo conoscere. Grazie mille. Grazie. A destra vedo che c'è un'altra domanda. Ok, sì, dottore Lidonnici, mi pare di capire, sì. Propongo anche io una domanda a Chiara, numero Grazie. 11. Mi ha colpito il fatto di, diciamo, ha espresso la volontà di voler fare il medico, insomma, questo sogno nel cassetto. Bene, è un percorso sicuramente molto impegnativo, però credo che nella sua particolare, diciamo, attenzione a questo percorso, nel modo di esprimersi, ho capito che c'è questa forma un po' di, non voglio chiamarla insicurezza, forse timidezza. Bene, il medico nel momento in cui si troverà davanti ad un paziente, la prima cosa che dovrà trasmettere è la sicurezza, perché si dovrà prendere cura di quelle che sono le sue problematiche. Quindi quello che voglio dirti è incitarti comunque ad esprimere tutto quello che c'è in te, perché poi a volte la sicurezza non è solo
saper, come dire, fronteggiare una situazione e anche comunque coinvolgersi in quella situazione. E sicuramente è una di quelle caratteristiche che nel percorso e nel sogno che dovrai perseguire ti dovrà essere sicuramente di supporto. Grazie innanzitutto per la domanda, per il consiglio, insomma. È più un incoraggiamento, esatto. Poi la domanda è ovvio. Se dovessi insomma magari comunicare le cose, come supererei questa mia timidezza, penso che negli anni, innanzitutto imparando il mestiere, avrei anche un approccio diverso. Io ora ho fatto il test a luglio ovviamente e incrociamo le dita per settembre, però dovrei esserci visto il punteggio. Sogno questo da quando ero piccola, poi la vita mi ha posto davanti delle situazioni in cui non ho potuto, aiutare magari persone che avrei voluto aiutare e quindi non vorrei, ecco. Quindi un grosso in bocca al lupo per quello che sarà il tuo futuro e sicuramente riuscirai a fare bene. Se in futuro potrò aiutare anche solo una persona, per me sarà il giorno più bello della mia vita. Grazie. In bocca al lupo. Grazie a te, Chiara. A sinistra abbiamo un'altra domanda. Sì, prego. Ciao, numero 14. Numero 14, vai Sara. Vorrei sapere perché vuoi vincere stasera? Allora, innanzitutto quello che mi viene detto negli ultimi anni è quanto io sia cambiata, perché diciamo dagli ultimi anni delle elementari ai primi anni della scuola media io ero un maschiaccio, capelli corti, giocavo a calcio e mi vestivo un pochino appunto da maschietto. Crescendo poi guardavo le altre ragazzine. I ragazzi non mi guardavano, mi domandavo perché non succedeva, ho iniziato a cambiare look, ma non tanto per piacere ai ragazzi, ma più per me stessa. Mi guardavo, finalmente mi piacevo, ho iniziato a dirmi appunto quanto sei elegante, quanto sei femminile, ora amo indossare i tacchi, amo indossare i vestiti, quindi questa fascia ci terrei molto a prenderla perché significherebbe proprio, diciamo, mettere il fiocco, appunto, chiudere questo capitolo al tuo percorso di vita. Bene. Grazie mille, grazie ragazze. Anche per loro un grande applauso per accompagnarle tutte dietro le quinte. Prego, potete accomodarvi. Chiediamo al presidente di giuria di raccogliere le schede qui sulla mia destra se i giurati hanno terminato con Stessa le cosa votazioni. il nostro segretario a sinistra. Nel frattempo noi le facciamo rientrare tutte quante per il serpentone. Miss Italia è un fatto di cuore, Miss Italia, una prova d'amore, sei bellissima, sei fortissima, Miss Italia. A destra mi sa che sono più bravi, a sinistra ancora scrivono. Direi che nel frattempo magari facciamo una chiacchierata. Facciamo una chiacchierata. Volevo partire proprio da Nino Favoriti, se passiamo il microfono al dottor Nino Favoriti. La mia domanda è come è cambiato il canone di bellezza in questi ultimi anni? Perché sempre più spesso, anche giovanissimi, si ricorre purtroppo alla medicina estetica, se non proprio alla chirurgia. Il purtroppo va bene, sì. Perché Allora, intanto chiedo scusa, facciamo alzare il nostro presidente di giuria perché lei ha già le schede, può andare dietro le quinte, troverà Carmelo. A sinistra ci stanno lavorando. Chiedo scusa. Il purtroppo sì, perché i canoni di bellezza molte volte vengono modificati proprio da quello che noi vediamo anche sui social, dai cosiddetti influencer. Quindi le ragazze giovani sono influenzate molte volte nel fare trattamenti, qualcosa che non è necessario. Ma un'altra cosa buona è che negli ultimi periodi le persone stanno capendo che la naturalezza è la cosa migliore, perché non va a modificare il proprio viso, il proprio corpo, perché non solo la medicina estetica, anche con la chirurgia, quindi c'è la tendenza a rimanere naturali. Poi un ruolo fondamentale in questo dovrebbe essere quello del medico, di consigliare i trattamenti, non nell'effettuare solamente trattamenti. Quindi quando viene una bella ragazza
se non è necessario non deve essere trattata, deve essere spiegato e fatto capire che non tutto e non per forza è necessario, meglio evitare delle volte. Però diciamo che può aiutare a migliorare l'aspetto di una donna, cioè se ci sono comunque dei difetti, cioè secondo me dipende un po' dall'uso che se ne fa della medicina estetica come anche della chirurgia, e sicuramente un buon medico deve consigliare, però secondo me potrebbe servire anche a far acquisire più sicurezza, soprattutto quando ci sono dei difetti. Quello sì, quando ci sono dei difetti è giusto agire in maniera naturale senza andare a snaturare proprio il volto di una ragazza. Sicuramente può aiutare, può migliorare, può far accrescere l'autostima, perché vedersi meglio senza un difetto, che ad oggi i difetti sono molto più visibili in quanto con i cellulari scattiamo 2 milioni di foto, quindi quando vedi da tante angolazioni il difetto viene accentuato. Si devono aiutare anche ragazze che hanno difetti, e per quei difetti molte volte, come dicevano anche loro, puoi essere bullizzato, quindi Certo. andare a migliorare piccole cose per farle stare bene, a correggere sì, senza sempre esagerare. Certo. Grazie per i consigli. Anthony Iannuzzi, prima volta in giuria, com'è andata? Benissimo. Più che una domanda, infatti se prima hai notato non ho fatto nessuna domanda perché volevo fare innanzitutto un grandissimo in bocca al lupo a tutte queste bellissime ragazze, con l'augurio di un futuro radiante, perché sono ragazze giovani che hanno tutta la vita davanti, e sono felice di stare qua stasera. E anche noi di averti con noi in giuria. Grazie. Passiamo dal dottor Ghidognici che ha fatto diverse domande. Se c'è qualcosa che stasera, a parte vabbè, i sorrisi, l'ha colpita particolarmente. Sono felice di essere qui stasera, soprattutto perché Rocca di Neto, come diceva poco fa il sindaco, è una comunità ospitale, e quindi ospitare un evento così importante ci riempie di orgoglio, di gioia, perché comunque nel volto di ogni ragazza si intravede quella che è la voglia di farcela, no? Quindi proiettata al futuro. Il futuro è giovane, e quindi noi in questo momento credo che più che dare un giudizio andremo ad esprimere quello che è la nostra sensazione in una serata così d'estate bella, dove ogni volto diciamo, è un volto nuovo, ma è un volto che ci ha lasciato qualcosa. Quindi sono sicuramente contento ed orgoglioso di far parte di questa giuria, e poi vorrei anche ringraziare Carmelo, che lo conosco già da un po' di tempo, so che nel lavoro che fa ci crede tanto, segue veramente con dedizione ogni aspetto, ogni particolare di questo percorso, quindi vorrei veramente ringraziarlo, e vorrei che lo ringraziassimo tutti per portarci, L'avremo poi dopo sul palco con noi. Bene, Grazie Andrea Casta. È più difficile suonare, intrattenere il pubblico o fare il giurato? Entrambe le cose, dai, adesso io tra poco vado a prepararmi, così più che raccontare, aggiungere parole a tante considerazioni che sono state fatte, cerco di tramutarle in musica, che poi quello che consiglio anche alle ragazze, no? Tutto quello che magari stanno apprendendo, vivendo, di concentrarlo nelle loro azioni, nei loro progetti, che poi passano, come l'eleganza è stato detto, attraverso uno stato di fatto, un qualcosa che si mette in pratica nei gesti e nel proprio essere. Bene, grazie. Ultima domanda per Maurizio Apa, qui sulla mia destra per i miei giurati: se c'è stata una preferita da subito, oppure poi ha cambiato idea vedendole e ascoltandole nei loro 30 secondi? Allora no, sono tutte, veramente c'è l'imbarazzo della scelta, come del resto ogni anno. No, diciamo che preferisco i colori mediterranei, quindi stasera molte di loro avevano questi colori, quindi sono stato veramente in imbarazzo a fare la mia scelta. Tante preferite? Comunque ho scelto. Bene, vedremo cosa succederà tra poco. Grazie. Alla mia sinistra parliamo con il nostro Mariano Ranieri. Ieri sera abbiamo appena eletto la nostra Miss Framesi Calabria 2024. C'erano presenti chiaramente un grande gruppo di collaboratori framesi, questa sera altrettanto dei ragazzi fantastici. Noi di solito facciamo il totovoto a fine serata per i suoi collaboratori. Sì, devo dire che anche questa sera si tratta di una bella serata in cui siamo andati a scoprire anche sui volti delle ragazze delle belle sensazioni ed emozioni. Ieri c'è stata l'elezione di Miss Framesi,
questa sera si procederà con un'altra caratteristica importante della donna mediterranea, che è la Miss Eleganza, e credo che sarà una bella competizione. Una bella lotta. Abbiamo votato, penso, bene. Maria Dattolo, signora, è stato difficile, è stato semplice, ha avuto, diciamo, da subito la sua preferita? Devo dire di sì, ho avuto subito 2 preferite. E sono state confermate anche nella seconda uscita? Sì. Bene. Carla, da ragazza giovanissima, un augurio che vuoi fare alle nostre ragazze? Di rincorrere sempre i loro sogni, a prescindere da chi vincerà stasera. Comunque la cosa più importante è proprio rincorrere i propri sogni e crederci sempre. Grazie mille. Asia Pollinzi, invece, alla fine cosa chiediamo ad Asia? Che cosa hai premiato? Perché penso che noi giovani abbiamo uno sguardo forse a volte più accurato, ma forse anche un po' più cattivo. Cioè, io quando facevo la giurata ero cattivissima, lo dico per questo, ero proprio terribile, nessuno voleva stare quando c'ero io in giuria. Hai notato qualcosa in particolare che ti ha colpito o qualcosa che invece vorresti consigliare alle ragazze di modificare? Allora, di sicuro l'eleganza, visto che comunque stanno gareggiando per prendere il titolo di Miss Eleganza. E successivamente il carisma, è una cosa che secondo me è importantissimo in una donna. Sì. Per il resto è molto difficile, è la mia prima esperienza e allora sei solitamente brava. L'anno prossimo ne riparliamo. No, solitamente ho partecipato come Miss e quindi però... non riesci ad essere cattiva. No, assolutamente no. Non è come te che non hai partecipato e quindi ed ero sei acida, eri molto benissimo. acida. E allora noi dobbiamo continuare il nostro viaggio, anzi lo dobbiamo concludere così. E quando fu il giorno della Calabria, il Signore promise a se stesso di fare un capolavoro. Si mise all'opera e la Calabria uscì dalle sue mani più bella della California e delle Hawaii, più bella della Costa Azzurra e degli arcipelaghi giapponesi. Assegnò Pitagora a Crotone, Gioacchino da Fiore a Celico, a San Francesco Paola, Telesio a Cosenza, Campanella a Stilo, Mattia Preti a Taverna, Manfroce a Cilea, a Palmi, Alvaro a San Luca e Calogero a Mericuccà. Poi distribuì i mesi e le stagioni alla Calabria e per l'inverno concesse il sole, per la primavera diede il sole e per l'estate il sole, per l'autunno il sole. Ed il sole, tanto sole, la bellezza che caratterizza la nostra meravigliosa terra. Quindi grazie ancora a Miss Italia Calabria per averci fatto viaggiare insieme a lei in questa tappa, grazie mille. Allora Linda, a proposito di viaggio, noi dicevamo prima, noi siamo sempre in moto, ormai sono forse 60 giorni che non ci fermiamo, però so che tu fai spesso acquisti online. Beh, diciamo di sì, perché è l'unico modo ovviamente per potermi comprare qualcosa, dato che non c'è mai tempo, ma uno in particolare che mi piace tanto, mi piace di più rispetto agli altri, è il sito di scintilleshop.com, perché vado lì, mi scelgo qualche accessorio, sai, non costa mai un gioiello, poi alla fine è sempre ben gradito, e lo metto nel carrello, lo pago e mi arriva comodamente ovunque mi trovo, quindi è anche molto veloce la consegna. Se qualcosa dovesse andare storto, facciamo un reso velocissimo, anche se è molto difficile, però anche in quel caso noi facciamo il reso, lo rispediamo e ci vengono subito riaccreditati i soldi. Tra l'altro ringraziamo Scintille che si trova appunto a Cosenza, il punto vendita, la gelleria Via Montesanto, che omaggerà la nostra Miss Eleganza Calabria di un gioiello che poi potrà, il gioiello Miluna, che poi potrà andare a ritirare presso appunto il punto vendita che si trova a Cosenza in Via Montesanto. E quindi visitate www.scintilleshop.com. Grazie mille Scintille Montesanto. E adesso è stato tra i protagonisti musicali della cerimonia di apertura dei mondiali di sci di Cortina 2021. Ha aperto il doppio concerto romano di Vasco Rossi nel 2022 e sempre al Circo Massimo ha partecipato al concerto di Capodanno 2023 di Roma Capitale. Il poliedrico musicista ha ricominciato a girare il mondo ed è entrato nella classifica dei miglior DJs e producer 2022, DJ Mag Top 100, stilata ogni anno dalla prestigiosa rivista inglese. Riaccogliamo con un grandissimo applauso Andrea Casta!
Ok, vai con la musica che adesso è il momento di creare un po' di energia per il gran finale. Vai, vi riporto nella natura delle nostre valli italiane. Vai con le mani! Grazie! E dall'acqua che scorre per le valli ve l'ho detto che il racconto, la narrazione degli elementi naturali è protagonista della mia, come dire, arte che appunto cerca di prestare la musica, lo strumento e anche questa formula elettronica a dei contenuti appunto che appartengono a tutti noi. Queste sono avventure che ho vissuto in questo video. Per esempio siamo andati alla fine del lockdown insieme alla mia troupe in un luogo raggiungibile soltanto a piedi, una strada abbandonata in Val di Scalve tra le province di Brescia e Bergamo. E invece il prossimo video che prosegue la narrazione dell'acqua ci porta negli abissi, perché ho avuto anche la fortuna di essere accompagnato appunto da una troupe per andare a scoprire se il violino avrebbe suonato in qualche modo anche sott'acqua, e così è stato. E lo abbino a una canzone che spero vi coinvolgerà, vi piacerà, affonda, come dire, l'origine in quegli anni '80 che ci hanno lasciato tanti capolavori condivisi nel panorama internazionale. Tirami bene sulla barca.
base perché voglio svegliare la piazza e cantare insieme andando tutti sott'acqua come nel vostro bellissimo mare della costa calabrese, la Ionica che dista poco da qui. Musica maestro, le mani al cielo, andiamo Rocca, su! Hey! Hey! Dai dai, tutte le mani a tempo, tutte le mani a tempo! Voglio caricare questa serata sul finale, andiamo! Dudum babe, dudum babe, dudum babe, le mani, su! It's the terror of knowing what this world is about. Watches and good friends screaming, let me out. Pray tomorrow gets me higher. Pressure on people on streets. Yeah, dai con le mani, rock, andiamo. Ta-da-da-da-da. Hey, ok. Jiggling around, keep my brace around the floor. These are the days that never raised by before. Yeah, no, 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 da, 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 da. No, no, no. Yeah, no. Home, people on streets. Dida-dida-da. Oh, people on streets. Lost such an old-fashioned world, and all there's you to care for the people on the edge of the night, and all there's you to change our way of caring about ourselves. This is our last dance. This is our last chance. This is ourselves under pressure. Grazie, Under Pressure. E allora, adesso una nota per la regia. Al posto di fare la prossima canzone, facciamo un brano a cappella. Quindi io so che per esigenze televisive abbiamo bisogno di tutta questa luce, ma vi chiedo lo sforzo magari di abbassarne qualcuna. Ce la facciamo? Sì? Ok. Questo è un regalo che mi hanno chiesto, ok, gli amici, i casinari, e la dedico anche specialmente a Maria. Non so quale Maria sia, credo che ce ne sia più di una in piazza, ma questa è dedicata a Maria, ok? Creiamo la concentrazione? Ve la dedico proprio con il violino nudo e crudo, quasi come se fosse un violino acustico, con tutta la magia dell'elettricità che pervade il mio strumento.
Grazie! Questo era un omaggio al maestro Morricone, alla grande arte italiana nel mondo. Adesso, prima di scoprire chi sarà Miss Eleganza, devo tornare a una delle avventure vere, non quelle, come dire, create, anche se sono poi reali anche quelle per i video, ma le vere avventure dal vivo, tipo l'apertura, l'opening act di Vasco Rossi al Circo Massimo, che rimane davvero per me una grande emozione, condivisa con 80.000 persone. Stasera la voglio condividere, la mia memoria, con la stessa canzone e con le ragazze di Miss Italia, che invito col vostro applauso a venire qua con me. Dai, venite, che vi coinvolgo a fare un po' di... Venite sul palco dietro di me, che mi piace, come dire, chiudere la festa che abbiamo organizzato per voi alla fine, per celebrare sia la vostra bellezza, la vostra voglia di riuscire. Venite pure avanti, abbracciatevi, state come avete fatto prima in mia compagnia. E soprattutto vorrei coinvolgere tutta la piazza. Musica e viva la vita come sempre anche stasera. Vai! Hey, 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 su, 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 su. Tiriamo fuori l'energia di quest'estate 24. I used to rule the world since the rise when I gave the world. Now is the morning asleep. Alone, sleep the streets I used to know. Com'è? Ringing, Roman cabaret choir are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain, I know Saint Peter call my name. Never an honest world, and that was when I ruled the world. Facciamo un passo avanti, ragazze, qui sulla fila insieme a me. Io vengo in mezzo a voi, ma soprattutto voi, tutti insieme stasera, come il Circo Massimo. Rocca di Neto, il coro sale forte. Su! La voce, ragazze, forte! Mani a tempo, vai! Oh, oh.
Grazie. Se mi accendono, Andrea Casta, ci siamo! Grazie, Sai, Larissa. sono piccina, da dietro non mi vedono, quindi non mi accendono. Piccina ma con una voce così. Vieni qua, Grazie, vieni. Fate un applauso a chi ha Grazie. condotto la serata. Linda adesso arriva perché Linda, infatti no, ero in imbarazzo perché dicevo. No, Linda ha una missione. Ok, fra il l'altro pubblico. 50%, insomma comunque Larissa e Linda, LL, grande conduzione, brave ragazze, Grazie brave mille. ragazze. Tu ti accomodi comunque con noi per godere della fine della Anche perché serata? sono comunque un giurato. Assolutamente. Ragazze, Grazie. voi invece andate in postazione perché è il momento del gioco. La mia inviata arriva? Vediamo se arriva, era comodamente. Sono qua, guardami, girati. Adesso, Ecco. No, sai, con i tacchi su questi San Pietrini non è il massimo. No. Però tu te la cavi sempre. E allora Ho spieghiamo- anche, guarda, un assistente. Anche Lei è l'assistente. la nostra ballerina, La pro del De nostro Lorenza. corpo di ballo e stasera anche assistente. Allora, avvisiamo intanto il pubblico, io sono in possesso delle buste con con il nostro podio, delle prime 3 classificate. Nel frattempo però Linda è fra di voi perché arriva il momento del nostro gioco, il gioco di Miss Italia Calabria, e quindi sotto il pareo di qualcuna delle nostre ragazze si nasconde un jolly. Starà a voi tentare la fortuna e scoprire qual è il numero fortunato e quindi guadagnare dei gadget targati Framesi. Andiamo. C'è una signora che mi sorride, quindi credo... È lei. Sì, è lei. Ora vado subito da lei perché Lorenzo ha detto vai da lei che sorride. A proposito di sorriso, dentista, signora, giusto, è insomma, tutto lì. Siamo in tema. La signora si chiama? Gina. Signora Gina, da 1 a 14 un numero. 8. Numero 8. Vediamo se è quello fortunato. Rullo di tamburi. Nulla da fare per la Nulla signora di Gina. fatto. Allora, Andiamo si dice avanti. che questi siano degli shampoo miracolosi, quindi che facciano crescere i capelli E proprio quindi andiamo da lunghissimi. qualcuno che ha un po' di Vediamo bisogno. chi ha un insomma. po' di bisogno, sì, di capelli. Lui. Lui l'ha puntato. Beh, mi guardava e noi parlavamo di capelli. Il signore si giustamente. chiama? Nicola. Signor Nicola, da 1... I miracoli esistono, dice giustamente. Giustamente. Da 1 a 14 un numero. 11. 11. Numero 11. Rullo di tamburi. Niente Nulla da fare. Per i miracoli ci attrezziamo per la prossima volta. Lorenza, suggeriscimi tu qualcuno. Da quel lato, Dimmi tu chi. la signora quella con la borsa sulle gambe. La Ce ne signora sono con due. la Ce ne borsa sono, sulle sì, lei è gambe. stata molto con la borsa Sì. sulle gambe, ce l'hanno tutte sulle gambe. Vediamo chi dice. La signora La bionda. signora bionda ok. con la borsa Che sulle io gambe. mi siedo pure un attimo con la scusa. Si chiama? Rossella, Signora Rossella, da 1 a 14 un numero. numero 4. Numero 4. Numero 4. Rullo di tamburi. Niente. Niente, proviamo l'ultimo. Ma un jolly facciamo uscire, dai, proviamo. Andiamo da un altro Quindi ne signore. dobbiamo fare 14 a sto punto. No, andiamo da un altro signore che è capellone, che ho individuato qua. Eccolo, sì. Perché questi sono shampoo miracolosi. E intanto quindi dobbiamo faccio elargire tipo i lo nostri slalom. miracoli. Sì, si chiama? Domenico. Allora, signor Domenico, da 1 a 14 un numero. 5. Numero 5. Vediamo se è quello fortunato. Niente, non vuole Niente. uscire, niente, neanche per lei. Ma vi assicuriamo che c'è. Allora, evidentemente per loro i capelli devono stare. Non Così devono come esserci, sono, no. esatto. Vediamo la signora, si chiama? Nina. Signora Nina, da 1 a 14 un numero. 11. No, 11 è stato già chiamato. 10. 10. Rullo di tamburi. Ecco, Oh, ce l'abbiamo fatta. Per lei gli omaggi. Ti hanno staccato proprio, no? Sì, mi hanno staccato, no, mi hanno riattivato. Allora, Quindi per la noi signora gli omaggi Framesi. li abbiamo già dato, per cui noi ora ritorniamo. Voi perché un jolly ritornate? l'abbiamo trovato. Benissimo, allora è arrivato il momento di chiamare lui, colui che ci smuove, che mette in moto tutta questa grandissima macchina di Miss Italia Calabria, colui che ci spinge ad andare sempre oltre i nostri limiti, mettendo sempre la benzina per farci andare avanti in tutti i sensi. Lui è Carmelo Ambrogio. Buonasera Larissa, buonasera mia moglie
arriva. Buonasera Rocca di Neto, grazie per la vostra ospitalità. Come si va? Tutto Bene, grazie. Come procede, dottore? Va bene? Va bene, come sta andando? Abbiamo quasi finito, adesso leggiamo. Allora, come al solito a me toccano i ringraziamenti, quindi volevo ringraziare innanzitutto chi ha permesso la realizzazione di questa serata, voglio ringraziare l'associazione I Casinari, li ringrazio singolarmente, ognuno di loro, non faccio i nomi perché rischierei di dimenticarmene qualcuno, voglio citarne uno in particolare perché è una persona con la quale mi lega una grande amicizia, è Raffaele Minniti, al quale dedico il primo applauso, ovviamente all'associazione I Casinari, perché veramente ci hanno voluto, ci abbiamo lavorato da un po' di mesi e ci siamo riusciti, quindi grazie. Ringraziamo il comune, c'è stato il sindaco, adesso il dottore Dattolo fra poco risalirà sul palco per un saluto, voglio ringraziare il comune per ovviamente il patrocinio e anche per diciamo, la realizzazione della serata. Poi voglio ringraziare ovviamente tutti i partner che ovviamente si sono spesi anche a livello economico per la realizzazione della serata, un amico che era con noi stasera, doveva essere con noi stasera ma non è potuto essere qui, l'avvocato Cataldo Calabretta, perché anche lui ci ha dato una grossa mano, quindi mi dispiace perché all'ultimo momento ha avuto un contrattempo, quindi lo ringrazio e gli regaliamo un altro applauso. E poi come al solito voglio ringraziare tutta la nostra squadra perché è in tour già da un abbondante un mese e mezzo, siamo agli sgoccioli, quindi la fatica si comincia a sentire, però devo dire che sono sempre fantastici, quindi un grande applauso va a voi, grazie ragazzi, grazie di cuore. E poi un'altra cosa, ci abbiamo tenuto, lo abbiamo avuto solo per 2 date quest'anno, però lui è una persona che diciamo è legata a noi, quindi io lo ringrazio, abbiamo avuto un ospite internazionale, veramente un grande maestro, Andrea Casta, io ti ringrazio di cuore perché veramente mi emozioni sempre, grazie Andrea, grazie. Ovviamente tutti i giurati che sono stati qui, il dottore col quale è iniziata una collaborazione, ovviamente gli amministratori e tutti i partner, Mariano, quindi grazie a tutti, non la faccio più lunga, seguiteci, continuate a seguirci. Noi siamo in tour praticamente fino al 31. Anche grazie a mia moglie, a Larissa, lo dico io. L'ho ringraziati. No, io non ho sentito che mi ha ringraziato, però lo faccio io, tranquilla. Io intanto una cosa che non abbiamo fatto all'inizio è fare tantissimi auguri ad Andrea De Jacopo. Esatto. Auguri Andrea, buon compleanno. È il nostro conduttore a casa, un bacio grande, tanti auguri Andrea, domani porta i dolci e poi che cosa dobbiamo dire più? Basta. Basta. Hai salutato le tue figlie? Saluto le mie figlie, un bacio grande. La mia sta tornando da un concerto per 1 anno e mezzo, raga, non si scherza. C'è il gatto di Francesco. Bene, noi dobbiamo consegnare le buste e tornare seri. Torniamo Grazie. E adesso è il momento di annunciare chi è la nostra Miss Social. Sì, se magari tieni il foglietto un pochino più riservato. Io non sono brava con questi fogli. Abbiamo tanti occhi un po' indiscreti, ecco. Stasera la Miss Social lo annuncerà Denise, il nostro ufficio stampa. Vai Denise. Vai dalla regia, Denise, ci sei? Buonasera a tutti. Anche questa sera il popolo del web ha votato numerosissimo. Sono state centinaia, anzi migliaia i commenti. E la Miss più votata del web questa sera è la numero... Rullo di tamburi? Ecco, vuole anche... Non c'è il... Dalife si è addormentata. La numero 5, Francesca Desiree Romano. Complimenti, passerella anche per Francesca. Brava la nostra Denise. Devo dire che questo momento è il tuo, sei molto più brava di noi. L'anno prossimo vieni al posto mio, Denise? Assolutamente no. Facciamo coppia Denise Andrea. Denise Andrea. Oppure Andrea e Carmelo, non è male. E poi Denise ce la giochiamo una volta io, una volta tu. Siamo bene. Bene, allora davvero adesso è il momento di essere seri e di chiamare al centro le nostre prime 3 classificate in ordine sparso. Prima però abbiamo fatto davvero tanti applausi, adesso facciamone uno grandissimo a tutte le ragazze che questa sera hanno partecipato, anche loro sono
prese dalla stanchezza, dall'emozione, quindi grazie ragazze, grazie alle vostre famiglie che continuano a supportarvi. Anche perché domani saremo a Soriano Calabro, quindi voglio dire, noi ogni sera abbiamo una tappa, per cui iniziamo appunto ad arrivare a capolinea, ma continuate a crederci perché siamo quasi agli sgoccioli e tenete ancora duro un altro pochino. Anche perché ci sono ancora altre 3 facce da consegnare. Sì. Quindi. E allora chiamiamo al centro in ordine sparso. Esatto. Con un po' di sottofondo musicale, DJ, per favore, grazie. Ecco che arriva, grazie. Dalife. La numero 14, Sara Palumbo. La numero 11, Chiara Carlomagno. E infine la numero 7, Laura Isabel Bax. Loro sono le nostre prime 3 classificate. Prima di chiamare chi premierà la nostra Miss Eleganza Calabria, andremo ora a dire chi è colei che si è classificata al 3° posto. Terza classificata per Miss Eleganza Calabria 2024 è la numero 7, Laura Isabel Bax. Complimenti passerella. Complimenti Laura. Rimangono in gara la numero 11 e la numero 14. Facciamo venire qui accanto a noi il sindaco Alfonso Dattolo, che poi premierà anche la nostra Miss Eleganza Calabria 2024. Il sindaco, ecco che sta E arrivano intanto la fascia e la corona. Ci può intanto raggiungere anche il presidente dell'associazione I Casinari, Antonio Vaccaro. Mentre arrivano, noi facciamo un grande applauso veramente all'associazione che ci ha accolto nel migliore dei modi, a tutte le forze dell'ordine che questa sera ci hanno aiutato, un posto bellissimo, siamo stati benissimo, quindi davvero davvero tantissimi ringraziamenti. È arrivato il sindaco? Eccoci. Sindaco, com'è andata? Noi ogni fine serata ci assicuriamo un ritorno per il prossimo anno, noi siamo registrati, quindi è meglio di un contratto scritto. No, noi sicuramente per avervi qui abbiamo fatto dei sacrifici, no? Lo sanno i casinari Certo. che ci siamo un po' così, ecco, abbiamo creduto in questa serata e lo abbiamo fatto impegnandoci in collaborazione e credo che sia stata una bella esperienza, soprattutto perché noi abbiamo la necessità di valorizzare un po' anche il nostro territorio, Certo. quindi sapendo che veniva tanta gente da altri posti, insomma, per noi Ma non solo, anche era un chi ci biglietto, segue- un biglietto da visita anche per, diciamo, per tutta la Val di Neto, perché Certo. stiamo cercando un po' di portare avanti un po' un programma di promozione che riguarda un territorio un po' Diciamo più che non è solo chi è qui fisicamente, perché le ragazze arrivano veramente da tutta la Calabria, ma anche attraverso la nostra diretta Facebook che ha numeri di visualizzazioni veramente altissime, tramite anche la messa in onda su Tendo. Penso che più valorizzazione di questa, insomma, Certo, anche con la certo. cartolina non possa esserci. Assolutamente. Nelle prossime settimane promuoveremo quello che è il nostro fiore all'occhiello in questo momento, che è la ciclopedonale della Val di Neto. L'avete vista? Ringrazio gli operatori, Raffaele che ha fatto le riprese, quindi per noi è un motivo un po' di soddisfazione. Credo che avremo anche la possibilità di promuoverla, di portarla avanti, quindi un po' così. È stata una buona occasione per noi. Le ragazze qui stanno in trepidante attesa. Intanto salutiamo anche il presidente dell'associazione, che però so che non vuole dire nulla. Ah, ha preso il microfono. Prima aveva detto che non Grazie, voleva dire nulla. Grazie a tutti i presenti e grazie a tutte le ragazze. Grazie a voi Grazie per a averci voi. voluto qua. Nel frattempo invito tutti i membri dell'associazione Casinari ad avvicinarsi dietro le quinte, così al termine della proclamazione potremo poi procedere con le foto. Bene, voi venite qui al centro, la fascia e la corona ci sono, direi che possiamo creare l'atmosfera. E anche stasera segneremo un titolo valido per le prefinali nazionali, quello di Miss
Eleganza Calabria 2024. Miss Eleganza Calabria 2024 è... Aspetta, un po' di collaborazione. Più forte, dai, voi bambini, bravi. La numero 11, Chiara Carlomagno! Prego la fascia, facciamo indossare la fascia alla nostra Miss Eleganza Calabria 2024. Con questa fascia abbiamo sempre un po' di problemi. Ecco, indossata. Indossiamo anche la corona, passerella per la nostra Miss Eleganza Calabria 2024, Chiara Carlomagno. Ringraziamo nuovamente la gioielleria Scintille in via Montesanto che omaggerà la nostra vincitrice del gioiello Miluna. Passerella anche per la nostra seconda classificata, la numero 14, Sara Palumbo. Complimenti anche a Sara. E allora noi vi diamo appuntamento a domani, a dopodomani, a dopo di dopodomani fino al 31 agosto, tutti i giorni. Continuate a seguirci e a rimanere sintonizzati. Grazie alla Rista Volpentesca. Grazie a Linda Soriano, grazie a Miss Italia Calabria. Buonanotte. Miss Italia.